Spesso me la fanno questa domanda, ma il 2024 sarà l'anno dell'autonomia? E io dico sì, probabilmente sì, anzi incrociamo le dita perché oggettivamente ci sono, diciamo, delle carte che ormai non possono più farci tornare indietro. Questo governo ci ha permesso di avere, grazie alla legge Calderoli, una legge di 10 articoli che stabilisce i principi generali per attuare l'autonomia e senza questa legge non si potrebbe fare l'autonomia. La legge è stata varata dal Consiglio dei Ministri nel 2023, dopo il febbraio 2023, è una legge che è stata mandata direttamente al Senato, è stata varata dalla Commissione al Senato, quindi sarà in discussione in aula al Senato il 16 di gennaio del 2024 e da lì inizierà una discussione che poi arriverà a un'approvazione al Senato per poi andare alla Camera in commissione e quindi in aula alla Camera con un'approvazione alla Camera. Verosimilmente i tempi del 2024 ci stanno tutti per avere, diciamo, un progetto finale. Cosa accadrà nel momento in cui avremo la legge? Avremo la possibilità di andare a sottoscrivere l'intesa, ovvero il contratto con lo Stato. E in quel contratto cosa ci sarà scritto? Che nel rispetto di questa legge che ha 10 articoli, che stabilisce i principi generali, noi potremo concordare le materie di competenza che passeranno dallo Stato alla Regione. Questo significa autonomia. Se l'avessero fatto 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, oggi staremmo parlando di commissioni paritetiche, di tagliando dell'autonomia, avremmo molta più autonomia, però qualcuno doveva pure iniziare. Io sono arrivato, non c'era nulla, ho iniziato. Che cosa cambia per i cittadini e per le imprese avere le istituzioni vicine? Diminuire le catene decisionali, perché il cittadino ha interlocutori più vicini a sé e soprattutto che non rimandano a uffici romani o altro. Avere un interlocutore unico, avere un'assunzione di responsabilità. Noi l'abbiamo dimostrato con il Covid. Con il Covid non è che tu dovevi fare il giro del mondo per capire chi stava governando, diciamo, il territorio, perché il territorio è in mano alla regione, perché la regione ha competenze sulla sanità. Quindi non è la secessione dei ricchi, non si porta via niente a nessuno, ognuno avrà le competenze che prima lo Stato gestiva in casa propria, quindi avremo le stesse risorse che lo Stato prima investiva per gestire quelle competenze in Regione Veneto, però avremo un'efficienza che sarà diversa, che è quella di poter decidere da soli, che è quella di costruire un percorso che va verso un'autonomia sempre più importante. Qual è il modello che mi piace? Ad esempio a me piace il modello tedesco, penso che il modello tedesco dei Länder è che fa salva l'unità nazionale, noi percepiamo la Germania come una grande nazione, ma un'autonomia veramente importante, veramente seria, sia un modello che ha fino ad oggi funzionato e ha dimostrato di funzionare.